Il programma LIFE, il progetto LIFE che abbiamo vinto insieme con Rigoni, ma anche con Veneto Agricoltura, Venetian Cluster e altri partner, anche ricordiamo partner francesi e spagnoli, è un modo concreto per dire: abbiamo avuto la tempesta Vaia, ha falciato, ha distrutto un sacco di nostri boschi, che cosa facciamo al posto? Impiantiamo degli altri alberi, ma se li impiantiamo di che tipo devono essere? Oppure facciamo delle coltivazioni alternative, magari anche molto redditizie? Ecco, questo è un po' il discorso che noi abbiamo pensato di portare avanti con LIFE Vaia. E poi infine di dare anche l'esempio che le istituzioni con le imprese possono ottenere dei fondi europei, come si usa dire, a gestione diretta di Bruxelles, cioè non sono fondi che già vengono dati alle regioni, che là rimangono e li gestiscono le regioni. Questi sono fondi che vengono presi direttamente dalle casse della Commissione europea a Bruxelles, quindi più ne riusciamo a portare, più portiamo lavoro, più portiamo occasioni di sviluppo nel territorio della nostra regione. Adesso a noi fare qualcosa per dare un esempio, l'esempio di come si può andare a ripiantare il bosco lasciando biodiversità e creando anche un modello per andare a riparare a quello che è successo. Allora voi presentate qui al Festival delle Foreste qui in Piancansiglio, presentate questo progetto europeo che vi è stato finanziato per ben 6 milioni di euro con molti partner, tra cui anche Veneto Agricoltura e Longarone Fiere peraltro, che proprio porta in questa direzione, cioè quindi cercare di insegnare, sperimentare come si può reagire a un disastro come tempesta Vaia. Sì, certo, è un progetto nel quale noi siamo project leader, è un progetto che facciamo con tanti altri attori, non solamente italiani ma anche francesi, spagnoli e con delle competenze diverse per andare a creare, come ho detto, un bosco, un sistema agroforestale diverso dal precedente e per dare a questo sistema più biodiversità e la possibilità di produrre anche reddito in maniera diversa da quello della produzione del legno. Quali sono gli auspici alla fine di questa sperimentazione che durerà 5 anni? Beh, la sperimentazione durerà 5 anni, però noi avremo in cura sul nostro altopiano il nuovo bosco per 20 anni, perciò un periodo non solo di start-up ma anche un periodo decisamente lungo nel quale vedremo tutti quanti gli effetti di questo progetto agroforestale. Che valorizza anche piccoli frutti. Che valorizza piccoli frutti, che valorizza la produzione anche di miele, che valorizza la ripiantatura di piante aromatiche, piante officinali e piante alimugiche, quelle che si mangiano. Perciò andiamo a ripensare al sistema boschivo come una volta si diceva bosco e sottobosco, adesso il bosco da noi, come abbiamo detto, è diventato invasivo, troviamo gli spazi per ricreare biodiversità e per fare anche economia del bosco. Perfetto. Questa è una piantina di mirtillo rosso già con i frutti, una specie importante, soprattutto una specie importante per il prossimo progetto LIFE Vaia che sta partendo in questi giorni, perché è tra quelle che saranno inserite nei cosiddetti orti forestali che sono previste all'interno delle aree sperimentali.